La sede della Regione del Veneto a Bruxelles è stata scelta da Eat Food per ospitare alla presenza del ministro Lollobrigida l'incontro sull'agroalimentare italiano con i professionisti del settore. Lo ha affermato con orgoglio l'assessore Caner. Sono ben 89 i prodotti DOP e IGP Veneti, regione tra le più incisive in quest'ambito. L'occasione per sottolineare l'importanza dell'enogastronomico veneto si è presentata a Bruxelles con l'incontro organizzato da Eat Food, un innovativo network dell'agri-food italiano che rappresenta i professionisti italiani nel settore agroalimentare. All'evento erano presenti più di 80 stakeholders del comparto agroalimentare italiano, oltre a diversi rappresentanti della Commissione europea, del Parlamento europeo e delle regioni italiane. Al ministro Lollobrigida e al rappresentante permanente aggiunto dell'Italia all'Unione Europea Verrecchia. Il network è stato fondato lo scorso anno proprio a Bruxelles, ha aggiunto Caner, e si conferma come evento di alto livello in campo agroalimentare, capace di creare sinergie nuove grazie al confronto con le più qualificate professionalità, incentrato sulle peculiarità italiane e venete con un impegno per la tutela e valorizzazione delle produzioni del Made in Italy e Made in Veneto, un patrimonio unico nel panorama europeo e internazionale.